Alcuni la chiamano la Piana del Preval, altri la Valle del Preval, ma per chi la frequenta regolarmente, semplicemente è il Preval, una verde oasi di pace e tranquillità, a distacco dal caotico vivere quotidiano. Attraversata da una rete di gradevoli stradine, carrarecce poco frequentate e piste ciclabili, è diventata, col tempo, un luogo di svago e di allenamento per podisti e cicloamatori. Testimonianze scritte che ci offrono notizie sul Preval vedono la luce alla fine del 1400. Le prime in un documento patriarcale redatto in seguito alla visita apostolica dell'abate di Moggio, Monsignor Bartolomeo dei Conti di Porcia, e in seguito, nel 1593, da parte di Monsignor Francesco Barbaro, coadiutore del patriarca Giovanni Grimani. Quest'area è da considerarsi eccezionale e di alto valore scenografico. Salvaguarda, infatti, un'armonica compresenza di aree boschive, di superfici coltivate magistralmente a vigneto e lo scorrere del torrente Versa. Non dimentichiamoci poi dell'Oblino, suo affluente di destra, e del Barbucina, suo affluente di sinistra, che a partire dagli anni 30 e fino agli anni 50, in concomitanza della loro bonifica, vennero completamente arginati e cementificati. Il Versa, non essendo mai in secca nella piana del Preval, risulta essere un ottimo abbeveratoio per tutti gli animali che la popolano. La valle, che misura 5 km di lunghezza e 2 di larghezza, è tutta attorniata da colline e ospita pochissimi edifici. Il più noto è sicuramente la chiesetta del 1500 dedicata a San Marco. La chiesa di San Marco in Preval, che sorge al centro della piana, è stata rinominata da Papa Giovanni Paolo II in Santa Maria Regina dei Popoli.
Nel corso della sua storia è stata punto di riferimento religioso per i paesi del Coglio che si affacciano sulla valle, nonché importante luogo di pellegrinaggio mariano sin dal Medioevo. Si parla del ritrovamento di una statua della Madonna sul luogo dove oggi sorge la chiesetta. Nel 1539 l'apparizione di una luce misteriosa proveniente dal Monte Santo indicò il punto dove costruire la chiesa e sistemare la statua. La chiesetta, dopo un lungo periodo di degrado, vide la sua rinascita e consacrazione al tempo della visita apostolica di Papa Giovanni Paolo II, che la arricchì di privilegi. Vi si trovano anche un laghetto per la pesca sportiva e alcuni specchi d'acqua ora recintati. Ecco quindi che natura, silenzi, bellezza dei luoghi lontani dal turismo di massa diventano l'impasto perfetto per raccontare di queste terre che hanno alle spalle un'appassionante storia ambientale e antropologica. Un passato ricco di curiosità e memorie, di cui oggi ci restano documentazioni importanti che attestano la presenza di elementi paesaggistici andati purtroppo perduti, come per esempio 4 mulini ad acqua posti lungo il corso del Versa, resti di pavimentazioni musive, elementi di costruzioni palafitticole e di antichi approdi per piccole imbarcazioni. Questo ci può dire molto su come doveva presentarsi quell'antica zona paludosa che per la sua posizione era habitat ideale di piante ora scomparse in seguito agli interventi di bonifica. Tra queste, diverse specie di orchidee e piante carnivore solitamente diffuse in aree montano-alpine, ma che qui riuscivano a vegetare grazie al particolare microclima della conca valliva. Questo è il Preval, che, con voli di garzette e di oche annunciate dai loro richiami,
incedere timoroso di caprioli che all'alba scendono ad abbeverarsi. L'eleganza del lento procedere degli aironi. Le orecchie vigili delle lepri. La vivacità degli scoiattoli. E, al calare della notte, i cinghiali che scorazzano tra campi e vigneti. Un'immersione totale nella ruralità, dove le vigne, fortunatamente, sono ancora un emozionante insieme di biodiversità. Poiane, ghiandaie, upupe si adagiano comodamente sui pali, quasi a difendere il loro territorio. Sul fare della sera, accesi tramonti invitano ad un'ultima passeggiata tra i variegati canti e richiami della vifauna campestre. Fortunatamente, in questo lembo di Coglio, il rapporto dell'uomo con la terra è ancora genuino, nella consapevolezza che dietro ai grandi vini esiste un paesaggio storico e culturale prima ancora che naturalistico. Ed è per questa ragione che è stato chiesto il suo inserimento nella tutela dell'UNESCO. Che c'è questa importanza, no, della lista dell'iscrizione all'UNESCO, perché questo è un prestigio veramente mondiale, internazionale, perché lo Stato che presenta, l'istituzione che presenta un bene all'umanità deve garantire, deve essere in grado appunto di conservare, di tutelare, di valorizzare, di promuovere questo suo bene particolare. Dall'altra parte l'accordo viene fatto proprio con l'UNESCO e l'UNESCO si impegna a promuovere nel mondo, quindi all'intera umanità, questo importante valore. Una terra di confine il Preval, da assaporare ora senza più barriere e dogane, che ben si presta a diventare una destinazione turistica di comunità. Mette infatti a disposizione un prezioso territorio a chi desidera riscoprire la natura e i suoi valori.